Noi riteniamo, noi del Partito Democratico, il gruppo di lavoro di cui io faccio parte, ritiene che la questione cultura sia una questione centrale per la città di Treviso. Centrale non soltanto per una questione di qualità della vita, per una opportunità di crescita culturale della cittadinanza, ma anche di crescita economica, di sviluppo della città e del suo territorio. Ovviamente è difficile affrontare questi temi analizzando un territorio tutto sommato ristretto come quello di una città, perché uno dei temi è il territorio, per esempio, un territorio inteso come storia, come accumulazione di esperienze, di paesaggio. Tuttavia io vorrei affrontare alcune riflessioni sulla politica culturale che si è svolta, che si è fatta a Treviso in questi anni. Una politica che si è fondata sostanzialmente su un atteggiamento di conservazione delle istituzioni pubbliche. Parlo di museo, parlo di biblioteca, conservazione, tutela anche dei beni culturali conservati, ma una mancanza di creatività, una mancanza di produzione culturale. Diceva il professor Filippi che Treviso si pone al 59° posto nella graduatoria nazionale e questo deve fare riflettere, perché non mancano a nostro giudizio le risorse. Sono la loro valorizzazione e il loro utilizzo che spesso sono carenti. Noi pensiamo per esempio a una risorsa che ha un livello nazionale e internazionale come la collezione di manifesti Salce, che giace da un decennio o più in un magazzino. Si tratta di 24.000 manifesti che potrebbero costituire un fiore all'occhiello delle iniziative qui a Treviso, ma noi non vorremmo semplicemente utilizzarla, ovviamente proponiamo l'utilizzo come strumento per fare delle mostre o cose del genere. Noi vogliamo insistere sulla produzione culturale e quindi sul concetto di centro culturale, in collaborazione con la facoltà di design dell'Università di Treviso, in collaborazione con le forze economiche che sono interessate a una valorizzazione di questi beni in vista anche di una crescita qualitativa del tipo di produzione industriale. Produrre cultura produce crescita economica, e questo lo possiamo constatare laddove gli investimenti in cultura sono più elevati. Parlo della Germania, parlo della Francia e anche di altri paesi. Noi abbiamo sentito una politica di tagli lineari che hanno depresso ogni possibilità di crescita. Se pensiamo a come sono gestiti i beni culturali, e non soltanto Pompei, i centri storici, invece di fare investimenti, e pensiamo anche ai flussi turistici che questi potrebbero generare e quindi ulteriore crescita economica, si è preferito lasciare svolgere una politica, il ministro Bondi è stato micidiale da questo punto di vista, totalmente disinteressata a un patrimonio di fondamentale importanza per il nostro Paese, e che è saltato il concetto di bene comune, di risorsa che fa parte della nostra storia e che può consentire un progetto futuro. Ci si è troppo bloccati su una visione del presente, una visione statica e sull'incapacità di costruire progetti. Noi vorremmo invece
proporre assieme alle associazioni culturali, assieme ai cittadini, assieme agli operatori culturali un progetto diverso, un progetto per esempio che veda le istituzioni pubbliche, il museo, i musei, diventare un sistema, un distretto culturale urbano, collegando le varie competenze e le varie possibilità in un progetto articolato ma unitario. Oggi prevale a Treviso la conservazione, il Museo di Treviso produce ben poco se non nulla ed è un museo che non si presta molto all'accoglienza, non è un museo aperto, un museo che invita alla presenza e alla partecipazione. Quindi noi vorremmo costruire un sistema museale che colleghi Museo Bailo, il Museo di Santa Caterina, il Museo di Santa Margherita, che è un luogo, e qui c'è un altro problema che emerge, un manufatto di grande importanza, vuoto di proprietà demaniale, che potrebbe essere sede del centro culturale Raccolta Salce. Noi facciamo questa proposta come proposta importante e inoltre la nostra preoccupazione è che le associazioni, che sono numerose, che sono molteplici, abbiano delle sedi adeguate e delle opportunità di crescita. La creatività in una città come la nostra avviene anche e spesso tramite le iniziative, a volte di grande valore e di grande livello, dell'associazionismo culturale. Noi vorremmo insomma dare un contributo per fare entrare anche Treviso nella società della conoscenza, che produce cultura e cresce con la cultura. Una società capace anche di produrre gli anticorpi necessari per gli strumenti critici per capire le contraddizioni di questo modello di sviluppo un modello di sviluppo che ha prodotto una serie di contraddizioni e di problemi nella vita quotidiana dei cittadini. Vorremmo che prevalesse una visione del reale rispetto alla irrealtà delle immagini e dei non luoghi dove certa cultura detta postmoderna ha creato una sorta di difficoltà di comunicazione fra i cittadini e le istituzioni.